Quinta corsa abbinata alla corsa Tris, cavalli di categoria G, 1 Nicchio DR, 2 Ultimo Lord, 3 Ulysses Priest, 4 Zenith Mo, 5 Tabate K, 6 Zenith Jet, seconda fila, 7 Vaston dei Mag, 8 Vera degli Ulivi, 9 Zoo GMG, 10 Roger Waters, 11 Tango Quick, 12 Luna del Rio, rapporto di scuderia tra i numeri 1 e 4. Veloce il 3 di Ulysses Priest, cerca di scavalcare Ultimo Lord, poi di dentro Nicchio DR davanti a Vaston dei Mag. Alla fine Antonio Greppi con Ultimo Lord riesce a rientrare sulla curva. Ulysses Priest al suo esterno, poi vediamo Zenith Jet vicino ai primi. Alla fine Lucio Becchetti riesce a passare dopo 200 metri in 14,4, quindi numero 7 Vaston dei Mag squalificato davanti al 2 di Ultimo Lord, poi Nicchio DR, il 9 di Zoo GMG con Manuel Pistone a precedere Zenith Mo, mentre all'esterno Zenith Jet 400 in 28,6. Sempre in vantaggio il figlio di Igor Font con Lucio Becchetti che arriva al paletto dei 600 in 44,4. Passaggio davanti alle tribune, Ulysses Priest davanti a Ultimo Lord, poi Nicchio DR, di fuori il 6 di Zenith Jet, avanza all'esterno il Sauro Roger Waters, mossa di Davide Di Stefano, intanto il giro va via in 59,1, ritmo svelto per la categoria. Insiste Roger Waters, però il ritmo davanti è ancora sollecito e fa fatica ad avanzare, ci prova anche il 12 di Ulena del Rio, ma sono ancora molto indietro perché Ulysses Priest passa il primo chilometro in 1,14,2. Ultimo Lord è ancora tonico nella sua scia Jet davanti a Nicchio DR, poi il 9 di Zoo GMG con Manuel Pistone. Siamo sulla retta di là, percorsi in 14,9. Ultima curva, Ulysses Priest con Lucio Becchetti che tenta la fuga da Ultimo Lord che si fa minaccioso al suo esterno, poi Nicchio DR e Zoo GMG. Siamo a 200, poco più dalla conclusione, con Ulysses Priest sollecitato da Lucio Becchetti, ci prova Ultimo Lord, ultimi 100 metri, in vantaggio Ulysses Priest che è un po' stanco, Ultimo Lord ci prova, poi Nicchio DR, ultimi 50 metri, ci prova Ultimo Lord, ma Ulysses Priest si difende da Ultimo Lord, poi Nicchio DR, Zoo GMG e forse al quinto Vera degli Ulivi. 1,14,9 la media al chilometro per Lucio Becchetti e Ulysses Priest, la guida al training, la scuderia Il Gazebo, il figlio di Igor Font, viene a vincere in percorso di testa. La quota in chiusura di 2,48.